le 12 in punto, buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione live, con l'informazione in diretta di Focus TG per portare a casa vostra le notizie, gli approfondimenti, le nostre inchieste legate al nostro territorio. Ebbene, anche oggi un'edizione ricca di contenuti, ci sarà come d'abitudine, oramai lo sapete, insomma la prima parte del nostro Focus TG ricca, contrassegnata da notizie di cronaca e poi insomma dalla metà del nostro telegiornale, della nostra lunga diretta che vi terrà compagnia fino alle 13:30, daremo il via a tutti i nostri approfondimenti, alle inchieste e alle notizie di attualità, di costume e di sport. Insomma, tanto da vedere insieme, tanto di cui parlare. Ci saranno chiaramente i nostri collegamenti con i colleghi dalle varie province del Veneto, ma apriamo questa edizione di Focus TG, insomma, permettetecelo, con un servizio che premia il lavoro e l'impegno di Media Nord-Est, alle televisioni del gruppo Media Nord-Est e in particolare all'ingegner Giovanni Giannakopoulos è stato riconosciuto il premio Piave d'Argento per l'attività svolta per l'informazione e la promozione della montagna bellunese. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Dopo Longarone e Pedavena, la cerimonia del premio Piave d'Argento quest'anno ha fatto tappa a Cortina d'Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, rappresentate e sostenute assieme al bacino del fiume Piave attraverso programmi di informazione e intrattenimento televisivi e radiofonici. La terza edizione del premio ha assegnato una menzione speciale a Giovanni Giannakopoulos, fondatore di Rete Veneta, per la determinazione e l'impegno di tutte le emittenti del gruppo Media Nord-Est a valorizzare le peculiarità del territorio montano e dell'asta del fiume sacro La Patria. L'anno scorso abbiamo premiato Rai del Veneto, quest'anno di aver premiato il gruppo Media Nord-Est nella figura del suo fondatore e creatore Giovanni Giannakopoulos. Sul podio il giornalista Massimiliano Ossini per il programma Linea Bianca, Dario Vergassola, che ha descritto le Dolomiti bellunesi con ironia e sagacia nella trasmissione Sei in un mondo meraviglioso, in onda su Sky Arte, e Daniele Marcassa, autore e conduttore della fortunata trasmissione La Zanzega, in onda su Antenna 3. Tutto questo è accaduto grazie ad Antenna 3, grazie al gruppo editoriale che mi ha appoggiato in questi anni e che ha permesso che un piccolo programma abbia ottenuto risultati davvero così importanti e ha permesso a tanta gente del Triveneto di conoscere paesi, culture che sicuramente altrimenti non avrebbe mai avuto modo di approfondire. Voluto dall'Associazione Casa d'Europa Dolomiti e dal suo primo presidente, il compianto Massimiliano Pachner, il premio è nato in piena pandemia e pur tuttavia ha riscosso crescente successo grazie all'impegno degli associati e al supporto delle istituzioni, degli enti locali e delle imprese del territorio. Un territorio fragile, quello della montagna, che rischia di essere abbandonato. C'è uno spopolamento che è molto grave, ancora non ci sono iniziative o interventi dello Stato o degli altri enti per fermare questo spopolamento e quindi c'è il rischio di lasciare una montagna bellissima, Dolomiti bellissime, senza abitanti. Questo non è una cosa fasulla, ma da qua a altri 100 anni potrebbe accadere anche questo. Insomma, dopo aver aperto questa edizione di Focus TG con questo servizio che è un riconoscimento che va a tutti coloro che operano nel mondo dell'informazione del gruppo Media Nord-Est, ma anche chiaramente a tutti i tecnici, a tutti coloro che, insomma, oltre che a metterci la faccia, lavorano dietro le quinte per cercare di offrire, ne siamo fieri, ne siamo orgogliosi, un servizio di informazione sempre puntuale e soprattutto un servizio di informazione che vi racconti la realtà del Veneto, del nostro territorio. Adesso voltiamo pagina, come vi dicevo, apriamo la parentesi sulla cronaca, una cronaca che purtroppo inizia con la notizia di un incidente mortale a Caltrano, a perdere la vita un ciclista residente a Schio.
Caltrano, un drammatico scontro frontale tra una bici e un furgone è costato la vita ad un pensionato di 62 anni, originario di Sarcedo e residente a Schio. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata in via Roma, in direzione del centro cittadino. L'uomo in sella alla sua bicicletta seguiva un'auto percorrendo via Venezia. La vettura in prossimità di una strettoia si sarebbe fermata, mentre il ciclista l'avrebbe superata, mentre in senso opposto proveniva un furgone. Il conducente però non è riuscito ad evitare l'impatto. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri sopraggiunto dopo i soccorsi del SUEM 118. Sulla zona dell'impatto non ci sono telecamere. L'autorità giudiziaria ha disposto il recupero della salma per l'affidamento ai familiari ed è stata trasportata all'ospedale di Sant'Orso. Il furgone è stato posto sotto sequestro. Grave incidente per un motociclista di Campo San Piero si è verificato domenica sera. Grave incidente domenica sera nell'Alta Padovana in via Molino Nuovo a Campo San Piero. Un motociclista è finito fuori strada terminando la sua corsa in mezzo a un campo agricolo. I vigili del fuoco arrivati dalla sede centrale hanno messo in sicurezza la moto, illuminato a giorno la zona e collaborato con il personale sanitario del SUEM per il recupero della vittima, che è stata stabilizzata per poi essere trasferita in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi dell'incidente, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Resta alta l'attenzione in Piazza Duomo, ci spostiamo a Padova. Dopo l'allarme lanciato dai baristi approfondiremo tutto questo con un collegamento proprio in diretta da Padova. Nel fine settimana controlli preventivi da parte dei carabinieri, ma come detto l'allarme microcriminalità e sicurezza rimane alto. Dopo il grido d'allarme dei baristi di Piazza Duomo, preoccupati per le violenze che si registrano tra bande di giovani nei fine settimana, con il timore che i clienti spaventati si allontanino dalle loro attività, è arrivata la risposta delle forze dell'ordine, in particolare dai carabinieri della Compagnia di Padova, che con il supporto di 2 squadre di intervento hanno controllato il centro storico, specialmente alla sera, un'attività che ha dato i suoi frutti nel fine settimana, visto che durante questo servizio non si sono verificate situazioni da dover intervenire. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane. E restiamo a Padova, una violenta rapina all'Arcella, dove il titolare di un negozio etnico e il suo dipendente sono stati, pensate, derubati e colpiti da una mazza da baseball. Un 31enne e un 22enne del Bangladesh sono finiti in manette, arrestati dai carabinieri, perché accusati di aver aggredito a colpi di mazza da baseball 2 connazionali che gestiscono un negozio etnico all'Arcella nei pressi della stazione ferroviaria. Un'aggressione violenta, il tutto per rubare i soldi presenti nel registratore di cassa, operazione peraltro non portata a termine. Le 2 vittime sono finite al pronto soccorso, anche se con ferite non gravi, mentre i militari, giunti tempestivamente sul posto dopo l'allarme lanciato dagli aggrediti, hanno rincorso i 2 giovani che avevano tentato di fuggire a piedi, bloccandoli. La mazza da baseball è stata sequestrata. I 2 sono ora agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima. Le accuse sono tentata rapina aggravata e lesioni. Violenza e mancanza di sicurezza e criminalità riassunte anche nel prossimo servizio. Siamo a Valdagno, devastata la slot machine con un martello, denunciato un 35enne, insomma ennesimo episodio di cronaca nel prossimo servizio. Valdagno. Si scaglia contro le slot machine di una sala giochi prendendole a martellate, fracassandone 13 e viene denunciato per danneggiamento aggravato. Tutto è successo il 18 settembre quando l'uomo, 35enne originario dell'Est Europa, dopo essere entrato all'interno della sala senza motivo apparente, si è scagliato con un martello contro le macchine da gioco, dandosi poi alla fuga nelle vie della città e abbandonando il martello ormai distrutto. Allertati dalla centrale operativa, i militari della radiomobile, unitamente a quelli della locale stazione, sono giunti sul posto per effettuare gli accertamenti, raccogliere elementi investigativi per individuare l'autore del reato e avviare le ricerche condotte nei territori vicini che hanno permesso di rintracciare l'uomo nell'arco di qualche ora.
Vistosi scoperto, ha tentato di allontanarsi a piedi, ma è stato raggiunto dai militari dell'Arma che lo hanno trovato in forte stato di agitazione, tanto che sono stati costretti ad intimargli più volte di fermarsi e seguirli. Una volta calmato è stato condotto presso il comando compagnia per l'espletamento degli atti dovuti e dovrà rispondere di danneggiamento aggravato davanti alla competente autorità giudiziaria berica. Brutta avventura per una donna a cavallo lungo il Brenta. Ci spostiamo adesso a Fontaniva, vi raccontiamo tutto nel prossimo servizio a cura di Guido Barbato. Era in sella al suo cavallo in riva al Brenta quando lei e il suo quadrupede sono stati attaccati da una dozzina di cani allo stato brado. È successo a Fontaniva. La fantina è stata quasi disarcionata dal suo cavallo che per lo spavento l'ha fatta finire contro un albero. L'episodio è di qualche sera fa. I cani sarebbero di proprietà di una famiglia rom accampata negli spazi verdi del Brenta. Il fatto non sarebbe sporadico, ci sarebbero altre denunce di persone in bicicletta o a piedi spaventate perché quasi azzannate da quei cani. Fatti segnalati alle forze dell'ordine e in municipio a Fontaniva perché l'area non è più sicura. Cani molesti, anche questi sembra di proprietà di rom, perfino aizzati contro i passanti che si lamentano, sono segnalati inoltre subito dopo il parco Brentaviva. E ricorderete un altro episodio che ha visto protagonista alcuni cani, si è verificato qualche giorno fa anche nella zona di Marostica, dinamiche completamente diverse. Comunque sono tante le amministrazioni comunali che proprio in questo periodo invitano anche alla prudenza e stanno mappando, monitorando alcuni sentieri proprio per far sì che la sicurezza dei passanti, insomma dei pedoni, dei ciclisti, di quant'altro, insomma, venga sempre messa al primo posto. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo tra pochissimo perché abbiamo ancora tante notizie di cronaca e poi c'è l'attualità che incombe, caro bollette, altri problemi legati sempre al rincaro dei costi. Dovremo vedere alcune prese di posizione, alcune iniziative importanti messe in piazza dai commercianti, dagli esercenti, dagli imprenditori, la pagina della sanità, la cultura, i nostri collegamenti, insomma restate con noi, a fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, sono le 12:15, siamo in diretta, oramai voi che ci seguite con tanto affetto e di questo vi ringraziamo, confermando insomma il nostro Focus TG, il nostro programma di informazione leader nella fascia di pranzo per quello che riguarda l'informazione in Veneto. Ebbene, sono le 12:15, saremo in diretta fino alle 13:30, continuiamo con la pagina di cronaca che insomma adesso c'è una notizia a lieto fine, sempre in zona Padova, perché è stata ritrovata proprio in centro città la ragazza di 27 anni di Cittadella scomparsa mentre era in un centro commerciale con la famiglia. Una notizia dunque a lieto fine nel prossimo servizio. È stata ritrovata questa mattina Mariam Zawak, la ragazza di 27 anni scomparsa domenica pomeriggio mentre si trovava nel negozio Ikea di Padova. La giovane di origine marocchina residente a Cittadella era lì con la mamma e la sorella. Ad un certo punto le due donne l'hanno persa di vista e Mariam è scomparsa nel nulla. La 27enne è stata ritrovata in centro storico a Padova, vicino ai giardini dell'Arena. Nei minuti seguenti la scomparsa era stata allertata la vigilanza del punto vendita della catena svedese ed erano stati perlustrati l'interno e l'esterno della struttura. I carabinieri e i vigili del fuoco avevano attuato il piano ricerche coordinato dalla prefettura e all'orario di chiusura erano intervenuti anche i cani molecolari specializzati nel ritrovamento delle persone scomparse. I pompieri avevano addirittura perlustrato anche il laghetto vicino all'area commerciale. La ragazza sta bene, è stata subito portata in caserma dai carabinieri per ricostruire le ore della sua scomparsa. Dalle prime informazioni si sarebbe allontanata volontariamente dopo un diverbio familiare e avrebbe trascorso la notte alla ghiaccio nei pressi dell'ospedale. E restiamo sempre in provincia di Padova perché agli agenti della polizia padovana c'è voluto il taser, la pistola elettrica che stordisce i malviventi, per placare le ire di una
golf ubriaca che stava sfasciando la casa dove lavorava in centro città. La richiesta di aiuto è partita dalla zona di Piazza Mazzini, in centro storico. Un uomo ha detto al 113 che una donna stava distruggendo l'interno della sua abitazione. Nell'appartamento gli agenti hanno incontrato una cittadina rumena di 37 anni in preda ai fumi dell'alcol ed in evidente stato di forte agitazione. L'uomo ha detto agli agenti di averla conosciuta qualche giorno prima in un bar e di averla fatta poi entrare in casa sua come collaboratrice domestica. Sul pavimento c'erano cocci di vetro di bottiglie di birra e vino mandate in frantumi. La donna, nonostante la presenza della polizia, si è messa a brandire la gamba in legno di un tavolo o di una sedia e a farla volteggiare verso gli operatori appena questi tentavano di avvicinarsi, costringendoli ad arretrare per non essere colpiti. Non volendo sentire ragioni, i poliziotti hanno tentato di fermarla con lo spray al peperoncino, nella speranza che gettasse l'arma. Una mossa che non ha dato gli effetti desiderati, anzi la giovane ha continuato a roteare alla cieca il bastone. Così gli agenti sono passati alla pistola taser. Resa inoffensiva, la 37enne è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Lite violenta in un centro di accoglienza per richiedenti asilo. 2 giovani ospiti hanno ferito un volontario della cooperativa. Una lite violenta tra 2 richiedenti asilo ospiti in una struttura di accoglienza di Tribano è degenerata nell'aggressione fisica a uno dei volontari della cooperativa che li ospita e che era intervenuto nel tentativo di calmare gli animi. L'episodio è avvenuto domenica scorsa. I carabinieri sono arrivati e hanno identificato i 2 richiedenti asilo, 2 ragazzi siriani di 28 e 20 anni. Per futili motivi i 2 avevano cominciato a litigare. Il volontario intervenuto per dividerli è stato malmenato, tanto che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Monselice. Ora i 2 stranieri dovranno rispondere di lesioni personali. E potrebbero tenersi già entro questa settimana i funerali di Giuliano De Seta. Lo ricorderete, lo studente di 18 anni morto venerdì scorso in fabbrica durante uno stage. Mercoledì, quindi domani a Venezia, manifestazione degli studenti contro l'alternanza scuola-lavoro. È iniziato il tam tam per la grande mobilitazione contro le stragi sul lavoro e contro l'alternanza scuola-lavoro. Appuntamento dopodomani in campo San Geremia. Per ricordare Giuliano De Seta con tutti gli studenti del Veneto che si sono dati appuntamento per Venezia. Per quale data a Giollo? Mercoledì nel tardo pomeriggio alle 18. Ancora da definirsi la data dei funerali di Giuliano De Seta, la cui salma, ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria, potrebbe tuttavia essere riconsegnata ai familiari entro la fine di questa settimana, data in cui malcondizionale ed obbligo potrebbero essere celebrati pure i funerali. 18 anni compiuti da poco, di Ceggia, Giuliano è morto venerdì scorso a Noventa di Piave durante lo stage. La mobilitazione studentesca di dopodomani anticipa quella nazionale prevista per fine mese corrente, entrambe con la presenza dei sindacati confederali. È chiaro che non ci possono più essere morti, tanto più di giovani che dovrebbero essere a scuola o a far formazione e non a morire sui luoghi di lavoro. Nel frattempo, sospesi tutti gli stage in atto al Da Vinci di Portogruaro, istituto tecnico dove Giuliano De Seta era iscritto al 5° anno. La decisione da parte della dirigente scolastica Anna Maria Zago, docente ancora sotto shock, come del resto tutta la nazione intera. Per noi è una tragedia per la famiglia ma e per noi come scuola la tragedia, la scomparsa. Giuliano è... Che parole possiamo trovare, che parole si possono dire di fronte alla morte di un ragazzo di 18 anni? E Giuliano De Seta aveva già lavorato quest'estate nell'azienda poi in cui si è verificato il tragico incidente. I titolari sono andati a incontrare i genitori del ragazzo.
Giuliano si era sempre dimostrato responsabile, non si era mai esposto da solo inavvertitamente a pericoli. A dirlo i titolari stessi della BC Service di Noventa di Piave, dove venerdì scorso ha perso la vita lo studente 18enne Giuliano De Seta. Lo ha riferito l'avvocato della famiglia Luca Sprezzola, facendo sapere inoltre che già questa estate il ragazzo aveva lavorato nell'azienda dove si è verificato l'infortunio mortale. Hanno detto che non è mai stato il responsabile. Per il periodo in cui hanno avuto occasione di conoscerlo loro, vale a dire un periodo precedente a questo breve stage che era iniziato da poco, nel mese di agosto e luglio, quando lui ha lavorato presso la BC Service con un regolare contratto di apprendistato. Ma apprendistato e alternanza scuola-lavoro, sottolinea il legale, sono circostanze completamente diverse. Ci sono modalità normative totalmente differenti. Nello stage lui ha l'obbligo di essere stato affiancato ed è oggetto di indagini da parte della magistratura. I titolari della BC Service hanno fatto visita ai genitori di Giuliano a Ceggia. Si sono presentati i titolari della BC Service ieri primo pomeriggio a casa dei familiari di Giuliano per rendere le loro condoglianze e scusarsi per l'accaduto e manifestare il dispiacere per un evento così tragico. Le scuse sono state accettate ed ha fatto piacere riceverle, fermo restando che le indagini devono proseguire e la famiglia è ferma nel voler sapere qual è stata la dinamica dell'incidente, di chi sono le responsabilità e cosa è successo al loro figlio. Scuse, sottolinea l'avvocato, che non costituiscono né una ammissione di colpa da parte dei titolari dell'azienda né una presa d'atto di responsabilità da parte della famiglia. Le indagini devono fare il proprio corso. Nel momento in cui sono resi pubblici gli indagati si procederà con un regolare e giusto processo. Accuse in questo momento lungi dal farle nessuno, né il sottoscritto né la famiglia. La Procura di Venezia disporrà entro un paio di giorni l'autopsia sul corpo dello studente. La famiglia nominerà un perito di parte affinché vi partecipi ed è pronta a chiedere al PM tutti gli approfondimenti del caso per arrivare a chiarire la dinamica dell'incidente in cui è morto Giuliano. Voltiamo pagina, 5 giorni dall'alluvione, dalle esondazioni che tante difficoltà, tante vittime e tanti problemi hanno causato nelle Marche. Stanno arrivando aiuti da tutta Italia, già si sono mossi gli alpini e anche i volontari della Protezione Civile del Veneto. Vediamo. Dalle 7 province del Veneto è in partenza una squadra di una cinquantina di volontari della Protezione Civile regionale per portare aiuto diretto nella città di Senigallia. Sì, li abbiamo chiamati noi ieri sera, devo dire, si sono attivati immediatamente, penso che saranno qui in serata se non domani mattina. Ogni squadra ha in dotazione un mezzo ribaltabile, un modulo antincendio boschivo per ripulire il fango, le attrezzature necessarie per rimuovere alberi o vecchi elettrodomestici andati persi nella piena dei fiumi. La vicentina Elena Campagnolo, assessore a Senigallia, così descrive la situazione della città a 4 giorni dal disastro. Purtroppo è abbastanza devastata ancora la città. Abbiamo adesso il problema che stiamo facendo diversi svuotamenti, ma abbiamo un problema fognario. Oltre ai danni materiali ci sono le difficoltà contingenti per gli sfollati. Si parla di circa 10.000 persone che sono sistemate tra alberghi, parenti. Per fortuna tante di queste persone hanno magari un appoggio da qualche amico, da qualche parente, quindi stiamo gestendo una piccola parte di popolazione. Il comune di Senigallia sta per attivare un IBAN per eventuali donazioni dirette, mentre resta l'incognita per il flusso regolare del fiume Misa. Abbiamo l'argine rotto in diversi punti, di conseguenza speriamo che il tempo non cambi, al momento. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo mettendo per un attimo da parte la cronaca e parlando di sanità e poi di attualità con i problemi legati alla crisi economica e al rincaro dei costi e delle bollette. A fra poco. Ben
Ben ritrovati a Focus TG, come vi avevo anticipato prima di andare in pubblicità, adesso apriamo la parentesi dedicata alla sanità. Sanità, in particolare quella bassanese, che è al centro di alcuni incontri che l'ex ministro Beatrice Lorenzin ha in programma proprio nella giornata di oggi. Proprio in queste ore, in questi minuti, l'ex ministro si trova a Bassano, una tappa cruciale per parlare delle difficoltà, della disorganizzazione, delle problematiche di un ospedale di cui da mesi raccontiamo, o meglio lasciamo che i cittadini raccontino i disservizi e i malfunzionamenti. Il clima meteorologico è ormai orientato all'autunno e all'inverno, ma in quello politico e sanitario la temperatura, specialmente a Bassano, è molto alta. Le segnalazioni di disservizi che abbiamo raccolto in questi mesi ne sono la conferma. Le 3.000 firme raccolte per avere miglioramenti e un cambio di rotta nell'ULSS 7 non hanno portato effetti, ma le elezioni imminenti potrebbero portare una scossa, con una presenza importante. L'appuntamento di Bassano si inserisce all'interno di un tour che l'ex ministro della Sanità fa nei più importanti ospedali del Vicentino. Si tratta di un'occasione importante per noi, perché si tratta anche di far prendere coscienza di quelle che sono le problematiche della nostra ULSS. Ritardi nelle visite, urgenze non rispettate, poca attenzione ai pazienti sono al centro dell'attenzione delle cronache da troppo tempo. Il fatto che un ex ministro della Sanità venga direttamente nel territorio, ascolti le persone, ascolti anche banalmente le persone che passano di lì e che possono fermarsi a riferire quelli che sono i loro disagi, per noi è estremamente importante. Ottenere il permesso per organizzare l'incontro è stato faticoso. La fatica sì, è stata non tanto con il comune ma più per l'ospedale. Ci siamo resi conto che la visita della ministra Lorenzin ha provocato un po' di trambusto tra gli uffici. Questo probabilmente è anche un segnale di un malessere all'interno degli stessi, anche un po' di paura rispetto a quella che una visita del genere possa rappresentare. L'appuntamento è davanti alla portineria del San Bassiano. Io spero che domani alle 11:30 il direttore generale venga fuori e faccia due chiacchiere con la ministra, chissà che possa avere qualche suggerimento utile per il nostro ospedale. Chiaramente il servizio si riferiva poi a oggi, perché è oggi la data in cui il ministro, proprio adesso, mentre noi siamo in diretta qui con voi, sta parlando dal San Bassiano. Vi racconteremo, vi riporteremo tutto nel corso delle nostre edizioni serali dedicate all'informazione, quindi non perdetevi TG Bassano e TG Vicenza questa sera, come sempre nel solito orario su Rete Veneta. A proposito di sanità, spostiamoci da Bassano a Venezia, perché l'ospedale civile di Venezia si rivela un'eccellenza nell'utilizzo delle strumentazioni dedicate alla telecardiologia. Il sistema di visite telematiche messo in atto durante la pandemia ha permesso all'unità operativa cardiologica dell'ospedale di Venezia di continuare dove possibile con questa metodologia. È un gruppo di pazienti che sarebbe stato orfano di una visita, di una valutazione cardiologica che sappiamo a volte essere non prorogabile, nel senso che alcune problematiche cardiologiche necessitano di una valutazione immediata, e la videovisita, in particolare in pandemia, ci è venuta molto in aiuto. E quando è necessario, anche in presenza di una pandemia, noi abbiamo fatto afferire alla nostra unità operativa questi pazienti perché necessitavano del nostro intervento. Il sistema di videovisite si è rivelato particolarmente efficiente per i pazienti con scompenso cardiaco perché necessitano di controlli costanti. Con l'utilizzo di questi device che avete potuto ammirare, siamo in grado di monitorare a domicilio questi pazienti. Molti di questi parametri vitali sono sostanziali ed importantissimi per decidere la strategia terapeutica ed anticipare una crisi di scompenso cardiaco. Come nel caso di Marco, paziente 54enne che sistematicamente comunica l'andamento dei suoi valori, che poi vengono analizzati e, se ci fossero variazioni, approfonditi. Sarebbe facile dire bene. Invece devo dire che è ottimo, nel senso che oltre ad avermi rimesso in carreggiata mi trovo benissimo e soprattutto trovo una risoluzione a tante mie
come posso dire, situazioni un po' di handicap, ecco, chiamiamole pure così. C'è anche un aspetto, come dice, psicologico, il paziente si sente quasi coccolato e si sente ha un amico vicino che interviene quando lui ha qualche dubbio o una qualche perplessità rispetto a un sintomo o una terapia. E oggi è la giornata mondiale dei tumori ginecologici e, insomma, per questa occasione facciamo un attimo il punto sull'importanza della prevenzione e su come si curano queste patologie. 5.200 le donne alle quali nel 2020 in Italia è stato diagnosticato un tumore ovarico, 427 in Veneto, pari all'8,2% della media nazionale. Nel 2021 nell'USL 2 sono stati 38 i tumori all'ovaio operati, da inizio 2022 a giugno già una quarantina. Patologie che vedono il Cafoncello hub di riferimento per ULS 2 e ULS 1 Dolomiti. È qui che una volta riscontrata ecograficamente una massa maligna vengono indirizzate le pazienti. Perché al centro hub? Perché il centro hub è anche il centro che è in grado di affrontare questi interventi, che sono interventi molto complessi. Nel 75% dei casi i tumori ovarici, che spesso all'inizio non presentano sintomi specifici, vengono diagnosticati in fase avanzata, già al terzo, quarto stadio. Diventa quindi fondamentale la prevenzione. Di cercare di fare dei controlli con cadenza annuale, la possibilità di scoprirlo forse un po' prima. In questo caso c'è, molte volte ci arrivano donne che erano 10 anni che non facevano nessun controllo. Sul fronte delle terapie sono stati fatti importanti passi in avanti, anche grazie alla genetica. Nel 20-25% dei tumori ovarici sierosi di alto grado vengono riscontrate mutazioni che influiscono sul trattamento oncologico, ma hanno anche risvolti a livello familiare. E poi viene allargato a tutta la famiglia, i familiari in particolare di primo grado, che hanno un rischio del 50% di aver ereditato la stessa mutazione. Nella lotta a queste patologie arriva un nuovo alleato, ACTO Triveneto, che insieme a ULS è impegnato nella sensibilizzazione e prevenzione. Un'occasione sarà la giornata di domenica 25 settembre che vedrà protagonisti medici e oncologi in una location particolare tra i vigneti, perché la vite diventa un simbolo di vita e forza. È una occasione per dire anche noi ci siamo, perché purtroppo siccome non se ne parla di questi tumori, le donne che si trovano ad affrontare questo tumore purtroppo si trovano delle donne spaesate. E adesso un rapido aggiornamento per quello che riguarda la situazione Covid, i contagi da Covid in Veneto. Sono 3.590 nelle ultime 24 ore, quindi il Delta fa segnare appunto oltre 3.500, quasi 3.600 nuove persone contagiate. Questo in riferimento ai dati di ieri fa segnare un quasi più 3.000 rispetto alle rilevazioni del lunedì, ma oramai insomma abbiamo imparato a capire e a comprendere che il lunedì fornisce dei dati che fanno riferimento al weekend che sono sempre parziali e non completi. Quindi contagi in aumento dovuto chiaramente alla limitata processazione di casi nel fine settimana. Secondo il rapporto della Regione del Veneto, mentre le vittime sono state 3, da inizio pandemia si sale a 15.447. Il totale dei contagi da inizio pandemia fa segnare il numero di 2.238.333. In calo gli attualmente positivi, che sono poco più di 35.000, i malati di Covid ricoverati in ospedale nei normali reparti medici sono 487 più 15 e le terapie intensive in Veneto per quello che riguarda i casi Covid sono 22 più 1 rispetto ai dati forniti ieri. Adesso restiamo a parlare sempre di tematiche legate alla sanità e in questo caso ai vaccini, perché a inizio ottobre
partirà la campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale, un'importante campagna di prevenzione anche in virtù di una sorta di lotta, di contrasto al Covid che continua purtroppo, e i dati che abbiamo letto poco fa lo testimoniano, continua comunque a mietere vittime, soprattutto tra i più fragili. 320 nuovi positivi nelle ultime 24 ore nella Marca, frutto della riapertura delle scuole, in parte, ma si tratta soprattutto di over 70 con patologie senza la dose booster di vaccino. Non siamo andare sotto la soglia di 35 ricoveri, proprio legati al fatto di persone anziane che non hanno fatto la dose booster, quindi la quarta dose. E abbiamo 2 persone in terapia intensiva, rientrate in terapia intensiva. Complici le vaccinazioni che procedono a rilento, 200-250 le dosi del nuovo bivalente somministrate giornalmente. Per il direttore generale sarà fondamentale che le inoculazioni subiscano un'accelerata in vista della stagione invernale, quando i casi di Covid potrebbero tornare a salire. E a proposito di inverno, ci si prepara per l'influenza stagionale. La prossima settimana ci sarà un incontro con i medici di base per organizzare la campagna di vaccinazione che punta a raggiungere il 75% degli over 60. Partirà ufficialmente con la sensibilizzazione dei cittadini in accordo con i sindaci e con i medici di medicina generale. I vaccini noi contiamo che arrivino, almeno così sono i segnali, già dai primi di ottobre, quindi potremo già cominciare a vedere se la regione ci manda i vaccini, di cominciare una campagna intanto tra i nostri collaboratori e poi delle persone più a rischio. E con l'aumento dei costi energetici ci sono anche anziani a rischio cure nelle case di riposo, dove inevitabilmente bisogna far quadrare i conti, e quindi a fronte di un aumento mensile della retta più di qualche ospite, più di qualche paziente potrebbe trovarsi in difficoltà. A lanciare questo allarme è la CGIL di Venezia. Anziani delle case di riposo della ULSS 3 a rischio cura in seguito all'aumento dei costi energetici. L'allarme è lanciato dalla CGIL. Perché rischiamo che le residenze per anziani aumentino di 300-400 euro al mese le rette. Questo vuol dire colpire in maniera pesantissima le famiglie. Significa un aggravio di costi annuo fino a 5.000 euro in più a famiglia, laddove tra Venezia, Mestre, Milano e Dolo già si deve fronteggiare una spesa annua che va dai 18.000 ai 29.000 euro a persona. E non finisce qui, ferme anche le impegnative di cura, quasi 400 quelle ancora da evadere nel mese di luglio, con un peso di 1.300 euro per ospite. Le residenze non sono in grado di garantire gli standard. Questo ovviamente si trasforma in un incredibile aumento di costi per le persone ricoverate. Ma non basta. Con un tasso di nascite molto basso, il trend degli anziani nel nostro territorio è in forte crescita. Basti pensare che su oltre 613.000 residenti nell'ambito della ULSS 3 Serenissima, il 26% della popolazione è composto dagli over 65, dato quest'ultimo che a Venezia centro storico, con Mestre e Marghera, sale al 28%. E poi c'è il problema nel problema, con la fuga di OSS e personale sanitario dalle residenze per anziani verso altri lidi. Il motivo è chiaro: troppo bassi i salari, servono interventi immediati, così il sindacato. Invitiamo le famiglie, i cittadini a rivolgersi al sindacato, perché faremo tutto quello che è possibile per fare in modo che questi costi non ricadano sulle famiglie e ci sia una risposta delle istituzioni adeguata alla fase che stiamo vivendo. Prima di andare in pubblicità, una notizia arrivata poco fa in redazione: Alex Zanardi è stato dimesso dall'ospedale San Bortolo di Vicenza e ha fatto ritorno a casa a Noventa Padovana. Oltre 2 anni fa, lo ricorderete, era rimasto vittima di un terribile incidente in handbike contro un camion, precisamente il 19 giugno 2020 sulle colline senesi. Oggi, dopo 76 giorni di ricovero all'ospedale Berico, il campione è tornato
tornato a casa. Il ricovero era avvenuto il 3 agosto scorso, subito dopo l'incendio alla sua villa di Via De Gasperi, in quanto c'era un concreto rischio che le fiamme e il fumo avessero danneggiato i macchinari utilizzati dal campione per restare in vita. Il rogo era stato provocato da un surriscaldamento dell'impianto fotovoltaico. Dunque, in bocca al lupo e un felice ritorno a casa per Alex Zanardi, campione dello sport, campione nella vita. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ritorniamo subito con voi. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, sono le 12:50, riapriamo per un attimo la pagina di cronaca perché vi avevo anticipato un collegamento da Padova e allora vedo già pronta la nostra collega Valentina Visentin in zona stazione, se non sbaglio, perché a quanto pare, continuiamo a parlare di sicurezza, ci sarebbe stata un'altra aggressione, quindi linea a te Valentina per tutte le ultime notizie da Padova. Sì, buongiorno, infatti mi trovo in zona stazione, proprio davanti alla stazione, all'angolo con Corso del Popolo, dove ieri sera intorno alle 9:30 c'è stata un'aggressione. L'aggressione è avvenuta davanti a quel kebab che vedete alle mie spalle. Un uomo insieme alla famiglia era appena uscito dalla stazione, stava consumando un panino quando è stato accerchiato da alcuni stranieri che lo hanno aggredito e le hanno sferrato anche un colpo con un coccio di bottiglia al volto. L'uomo è caduto a terra svenuto in una pozza di sangue. Ci sono anche alcune immagini fatte dai passanti che poi hanno subito allertato i carabinieri che sono arrivati con 3 pattuglie qui in Corso del Popolo. Purtroppo però gli aggressori erano già scappati e si sono dileguati lungo le strade qui della stazione. Purtroppo questo è l'ennesimo episodio di violenza che avviene qui in questo quadrilatero della stazione, e l'altro è avvenuto sabato sera all'interno di un fast food dove il titolare bengalese insieme al suo dipendente sono stati aggrediti da 2 connazionali a colpi di mazza da baseball. Volevano alcol, cibo e portare via i soldi della cassa. 2 episodi di violenza ravvicinati che ripuntano i riflettori sulla zona stazione. Abbiamo provato a sentire anche le voci dei residenti che sono testimoni di questi episodi, ma hanno paura di parlare ai microfoni, di mostrare il loro volto, proprio perché hanno il timore di essere poi vittime di ritorsioni o vendette da parte dei balordi che bazzicano in questa zona e che appunto spesso stazionano all'esterno di alcune attività commerciali. Ritornano i riflettori puntati sulla stazione, sul tema della sicurezza, un tema molto dibattuto in questo periodo, anche in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Da Padova è tutto. Alex, restituisco la linea se non ci sono altre domande. Grazie a Valentina Visentin. Chiaramente continueremo a monitorare e continuerà la nostra collega Valentina Visentin a raccogliere informazioni perché si susseguono oramai a ritmo quasi frenetico le aggressioni e gli episodi di violenza in città, quindi continueremo a parlarne e chiaramente qualora ci fossero aggiornamenti il collegamento con Valentina Visentin è sempre attivo, sempre pronto a tornare in diretta appunto per darvi eventuali aggiornamenti. Ritorniamo a parlare di sanità e chiudiamo anche quella pagina con una bella iniziativa, perché ieri a Rossano Veneto è stato inaugurato il centro arcobaleno, è il centro sollievo all'interno del centro arcobaleno, un punto di riferimento per le famiglie del territorio che hanno a che fare con persone affette da decadimento cognitivo o demenza. Un applauso commosso che vale più di 1000 parole. Questa è l'immagine che racconta l'emozione di un giorno importante per il comune di Rossano Veneto. Inaugurato questa mattina il nuovo centro sollievo, pronto a diventare punto di riferimento per le famiglie che assistono ogni giorno i propri cari. Importante
importante per ognuna delle famiglie che sta vivendo il problema dell'Alzheimer, di un genitore che un po' alla volta comincia a perdere dei punti di riferimento, un genitore che ritorna bambino, che ha bisogno di cure e di attenzioni. Ecco quindi che il centro sollievo, come dice la parola, solleva queste famiglie per alcune ore da un impegno importante, da uno stress continuo. Una situazione questa che tocca tantissime famiglie del territorio e che nel passato ha toccato da vicino anche il cuore della sindaca Morena Martini. Mi sono tolta la fascia, ho parlato come Morena perché ho lasciato spazio all'emozione. Io ho vissuto l'Alzheimer della mia nonna, che però è stata seguita sempre tutti i giorni dallo zio, da uno zio in particolare, e poi, anche se per un breve momento, una decadenza cognitiva della mia mamma. Sono tante le storie che raccontano il dolore e la difficoltà delle famiglie che si trovano sole ad affrontare l'ombra della malattia, ed è proprio lì che si inserisce il centro sollievo di Rossano Veneto, accanto a chi ha più bisogno, con l'auspicio di diventare anche punto di riferimento per l'intero territorio. Il nostro, come ha detto anche il presidente Bordignon dell'AMAD, è il 7° centro ed è importante comunque dare anche questa risposta a queste famiglie. Famiglie che verranno assistite ogni giorno dal cuore pulsante del centro sollievo, loro, i volontari. Una quindicina di persone splendide, senza le quali sarebbe davvero impossibile fare qualsiasi cosa, e mi riferisco non solamente ai volontari del centro sollievo, che oggi è la loro giornata ed è giusto celebrare loro, ma mi riferisco, essendo stato anche ed essendo assessore al volontariato, tutto il volontariato. Parliamo adesso di scuola, o meglio, prima di un fatto di cronaca legato al mondo della scuola, e poi dovremo dare spazio anche a una tematica, una problematica che investe un pochino tutto il territorio, quello del trasporto pubblico scolastico. Prima, come vi dicevo, la notizia: evacuate alcune classi, insomma, dell'istituto Barbarigo di Mestre per paura di intossicazione da esalazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Attimi di panico questa mattina tra gli studenti del Barbarigo di via Muratori a Mestre, dove si trova anche il liceo Stefanini, evacuati perché alcuni alunni al rientro in classe dalla ricreazione verso le 10 hanno iniziato ad avvertire bruciori alla gola e agli occhi e ad accusare malesseri. A quel punto la decisione di far uscire 250 ragazzi dei 2 istituti, allertando i vigili del fuoco e i soccorsi del SUEM. Inizialmente si era temuta una fuga di gas, poi smentita dalle opportune verifiche, mentre le condizioni di salute degli studenti miglioravano senza rendere necessario il trasferimento al pronto soccorso per temuta intossicazione, come si era pensato all'inizio. In base alle prime ispezioni è probabile che i malesseri siano stati causati dalle esalazioni di vernice provenienti da un campo da basket nelle vicinanze, che era in fase di riverniciatura. Anche su questo sono comunque in corso approfondimenti, visto che secondo le schede tecniche del prodotto utilizzato non ci sarebbero problemi per le vie respiratorie. Dopo l'evacuazione l'allarme è rientrato. E come vi dicevo, con la ripresa della scuola si ripropone il problema degli autobus affollati di studenti lasciati a piedi, insomma, a raccontare un'odissea che ha vissuto la propria figlia è appunto la mamma, infastidita dal comportamento di un autista. Immediata arriva anche la replica di Mom. La cosa più triste, la cosa che una mattina, mi pare che fosse giovedì, è passato un autobus con l'autista a bordo e senza neanche fermarsi ha salutato, prendendo in giro tutti i ragazzi rimasti fermi, e tra loro anche dei lavoratori. C'era anche una lavoratrice preoccupata di perdere il posto per i ritardi. A parlare la signora Stefania, mamma di una ragazza che frequenta il 1° anno di liceo a Treviso. Nel corso di questa settimana di ripresa delle lezioni ha raccolto le difficoltà della figlia
figlia e di tanti altri suoi compagni che al mattino per raggiungere i rispettivi istituti utilizzano i mezzi pubblici. Puntuali, con il suono della prima campanella, si sono ripresentati anche quest'anno i problemi legati ai bus sovraffollati. Per una settimana lei è andata alla fermata dell'autobus e 5 giorni su 6 praticamente non è riuscita a prendere il mezzo. Una volta l'ho portata io, un'altra volta è arrivata in ritardo, insomma è stata una settimana molto molto pesante. A Casier, che praticamente corrisponde al capolinea, si riempie tutto l'autobus e ci sono sue amiche che sono costrette a prenderlo anzitempo dalla parte opposta della fermata, quindi partendo dalla fine della corsa facendo il giro al contrario per poter garantirsi un posto. Quindi vorrebbe dire che mia figlia dovrebbe prendere l'autobus alle 6:50 per andare a scuola alle 8. I ragazzi che alla fine riescono a salire si trovano stipati come sardine, racconta ancora Stefania. Addirittura mi raccontava mia figlia che un ragazzino è riuscito a salire, l'autista ha chiuso le porte, ha fatto il viaggio con lo zaino che penzolava dall'autobus. Ma ad aver ferito di più la figlia e chi insieme a lei quel giorno è rimasto a terra, l'atteggiamento di un conducente. Va bene i ritardi, va ben tutto, ma questi autisti che prendono in giro i ragazzini e magari anche alle prime armi con questo viaggio, per esempio mia figlia è in prima superiore, l'ho trovato così triste, ma ho anche cercato di segnalarlo a Mom. Mom fa sapere che è in corso un'attenta ricognizione del servizio e dei relativi carichi passeggero. Se necessari saranno introdotti gli opportuni correttivi. Attualmente a Sant'Antonino al mattino, in orario scolastico d'ingresso, transitano 9 autobus diretti a Treviso. Il servizio è quindi molto frequente, si tratta di verificare gli incarrozzamenti e la corretta distribuzione su tutte le corse. Per quanto riguarda invece il saluto del conducente, Mom sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso, ma il gesto potrebbe essere stato frainteso perché spesso gli autisti con un cenno della mano segnalano a chi rimane a terra l'arrivo di un altro mezzo. E adesso parliamo di un tema di stretta attualità, ve l'ho anticipato già, insomma, quando abbiamo presentato un pochino quelli che sarebbero stati gli argomenti di questo Focus TG, il caro bollette, le difficoltà, la crisi economica. Ebbene, adesso ci spostiamo a Treviso per sentire proprio la voce dei cittadini, la voce di quelli che sono alle prese con bollette esorbitanti, con anche necessità di fare insomma economia, di risparmiare il più possibile. Sentite cosa ci hanno raccontato. Siamo pronte, dovrebbe essere una cosa già che da fare questa anche prima, cioè non sprecare energia, mi sembra anche logico. Una questione di buon senso. Di buon senso, sì. Un buon senso che va adoperato con più oculatezza, ovviamente. Cosa ha già attuato? Beh, lampadine a LED, tutte. Il riscaldamento della casa è tutto temporizzato e elettronicamente controllato. Diciamo che come risparmio cerchiamo sempre di usare la corrente elettrica, la luce nel modo consono, quindi non allungare i tempi. Se si può spegnere una lampadina la spegniamo, usiamo e cerchiamo di spegnere tutte le varie spie eccetera, quindi cerchiamo sempre però noi anche viviamo adesso su un appartamento dove è ultima generazione, per cui il risparmio è di suo. Dove sta più attenta? Se sta attenta, se c'è qualcosa, spegne la luce, gli elettrodomestici in stand-by? La luce sempre la spengo e sto attenta anche quando devo cucinare i cibi, nel senso che siccome ho gas e anche l'induzione vedo di mettere quello che uso di più magari nell'induzione, perché fa anche prima cucinare. Ecco, sto attenta a queste cose, quello che posso in casa, insomma, di spegnere, di guardare anche l'acqua calda, non esagerare, di tenerla aperta. Cerco di fare le lavatrici piene se posso, cerco di fare anche le lavastoviglie piene e se questo non sarà possibile vedremo a mano come una volta. Torniamo indietro, bisogna adattarsi, bisogna cercare di fare il nostro meglio in ogni caso, sperando che la situazione migliori, qualcosa cambi, ma intanto dobbiamo adattarci. La nostra parte la faremo per forza, perché bisogna farla. Bisognerebbe anche ricordarsi di tutti quelli che mesi scorsi non volevano i degassificatori, i rigassificatori. E quelli là bisognerebbe togliergli e chiudergli il rubinetto del gas, perché non lo meritano. Aspettano tempi non sicuri, quello è poco ma sicuro. Poi si vedrà, speriamo bene.
E continuano anche a chiudere le attività commerciali. Il caro energia è davvero un fardello troppo pesante per più di qualche imprenditore, più di qualche esercente. Continua, come vi dicevo, la moria dei negozi costretti a chiudere perché non riescono a pagare le bollette. Nel prossimo servizio siamo a Padova. Sono stata obbligata a chiudere perché mi hanno tagliato la luce. Per Stella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso appeso fuori dalla sua pasticceria. Questo cartello: governo, ci avete fatto morire con i vostri aumenti, e ha chiuso la sua attività aperta 3 anni fa a Casal Serugo. Si riusciva a pagare a rate, ma tutte le bollette che sono arrivate su un colpo, anche alte, iniziando dal mese di maggio, che hanno iniziato a arrivare da 1.700 a 1.500, e sempre siamo riusciti a pagare solo metà perché si accumulavano troppo e dobbiamo pagare anche i dipendenti. I fornitori non si riusciva. Le bollette triplicate, l'aumento dei prezzi delle materie prime essenziali per la pasticceria come burro, latte, olio e farina, impossibile riuscire a pagare tutto. Tutto è aumentato, 50% in più, anche di più, sulle materie prime. Lei però non accettava di far pagare di più i suoi clienti, insomma non si poteva portare... Non ci riusciamo, metti 10 centesimi in più, 20, ma non di più, perché io sempre mi mettevo da parte anche dei clienti, quelli che entravano per la porta, perché se anche io devo andare su una pasticceria che mi fanno pagare 3 euro al cornetto, anche no. Chi può se lo permette, chi no non se lo permette. Stella non ha voluto aumentare troppo i prezzi dei suoi prodotti per sostenere la clientela, ma alla fine le bollette più salate erano impossibili da pagare. Al rientro da una settimana di chiusura ad agosto ha trovato la luce staccata e questo ha decretato la fine per il suo negozio. Siamo passati anche periodi Covid, siamo stati bravi con i dipendenti, anche i fornitori che ci hanno sostenuto, anche la famiglia e tutto, e le bollette troppo alte ci hanno messi giù. E da qui la decisione di chiudere, quindi insomma proprio forzata. Forzata, perché aprire i frighi e vedere tutti gli impasti che da buttare via, impasti, le creme, torte, perché abbiamo dei frighi negativi dove si mette tutti i preparati che prepariamo in anticipo, abbiamo buttato via tutto. E adesso cosa farà? Non lo so. Sto troppo male, prima cosa devo pensare a vendere la materia, i banconi, vendere tutti i macchinari e saldare i dipendenti, i fornitori e poi con le banche. E adesso ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, torniamo tra pochissimo ancora con tante voci da ascoltare, tanti servizi da vedere, a fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, continuiamo con il nostro giornale dopo aver parlato, ascoltato le ennesime testimonianze di cittadini e di imprenditori, commercianti, esercenti in difficoltà a causa del rincaro dei costi e delle bollette. Adesso una notizia che ha a che fare con il mondo del lavoro, perché a Padova e provincia servono migliaia di lavoratori specializzati, lo dice la CNA, insomma cercansi operai specializzati. Vediamo. Operai specializzati cercasi. Tra il padovano e il rodigino ne mancano oltre 1000 nei settori della metalmeccanica e dell'elettromeccanica. La carenza di personale non c'è, solo quindi nella ristorazione, nell'alberghiero e nell'edilizia, dove sono altri 1000 gli addetti mancanti, o i 300 autisti di mezzi di trasporto. Noi come imprese siamo pieni di lavoro, ma manca proprio quella qualità, quella ricerca del personale qualificato che chiede oggi il nostro mercato. L'artigiano di una volta non è più quello di una volta e quello di oggi richiede sempre figure più professionali. Si aggiungono altri 600-700 collaboratori nel comparto della meccatronica e meccatronica intendo impianti idraulici, impianti elettrici, pompe di calore, energie rinnovabili, dove poi con l'aiuto dei super bonus 110 e quant'altro ha avuto una spinta molto importante. Dal 2010 la CNA porta i ragazzi delle superiori a conoscere le aziende artigiane. Forse anche per questo motivo in quest'anno scolastico c'è stata una crescita di iscrizioni a istituti tecnici e professionali. Oltre 20.800 alunni sono iscritti quest'anno, in questo anno scolastico 22-23, a percorsi tecnici e professionali, una sorta di
boom di crescita. Lei, da esperto del settore, come se la spiega? La spiego perché i ragazzi hanno una grande capacità sull'ambito, anche sui computer, sui software, che hanno una grande manualità. Infatti, come diceva il mio presidente, oggi come oggi il lavoro è visto molto tecnologico. Nel caso degli studenti più piccoli, quelli delle medie, sono gli artigiani ad andare a raccontare cosa fanno, e i ragazzi spesso commentano così. Ed è molto bello perché dicono che non è stata una gita, ma è stato un momento veramente importante, perché hanno scoperto una cosa molto bella, il mondo del lavoro. E a pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento, noi siamo andati in giro a Bassano a chiedere un po' cosa ne pensano i cittadini, se hanno le idee chiare, se sanno già per chi votare. Vediamo. Sono un po' incerta perché non so chi votare, che c'è tanta confusione e non si sa cosa fare. Speriamo alla fine, dopo si deciderà qualcosa. Sì, vado a votare sicuramente, perché comunque è importante l'espressione tramite il voto del nostro stato d'animo in quanto cittadini. Indipendentemente da cosa si va a votare, è importante, se si è indecisi su chi ci si informa. Se ci si è informati e non si è contenti, scheda bianca o nulla, però l'importante è andare. Non vado a votare, e sono molti anni che non ci vado, perché a queste persone che ci sono là non mi danno nessun spiraglio di qualche cosa che facciano, e allora mi dispiace. Sono persone inaffidabili e non gli do il mio voto. Io andrei, però non so bene il nostro governo ancora. Cioè non ti sei informato ancora? Mi sono informato ancora. Io sono ancora incerto, perché abbiamo una classe politica che non mi sembra proprio al top, sia alla destra che alla sinistra, e non saprei veramente cosa fare, non ho ancora deciso, veramente. Vorrei non andare. Perché? Perché appunto non ho scelto una persona che mi possa rappresentare, e quindi... Non ci sono le preferenze, lei vorrebbe le preferenze? No, vorrei credere in una figura politica che possa gestire la situazione che stiamo vivendo. Sfiducia, perché non ci vado perché senti la bandiera che gira da un lato, la bandiera che gira dall'altro, promesse e cose campate in aria, non cose concrete. Guardi, lasciamo stare, stendiamo un minuto chiuso. Cambiamo decisamente argomento, lasciamo da parte la politica, parliamo di ambiente e di sicurezza. Stretta antismog per la provincia di Padova tra ottobre e aprile, stop agli Euro 5, previste, pensate, 7 domeniche ecologiche. Con l'arrivo della stagione fredda scatta la stretta antismog per Padova e provincia. Le limitazioni entreranno in vigore dal 3 di ottobre e prevederanno anche lo stop ai mezzi diesel Euro 5 già con il semaforo arancione, ovvero dopo 4 sforamenti consecutivi dei limiti di legge. Le stime parlano di un blocco per oltre 70.000 veicoli in più rispetto agli anni scorsi. Il provvedimento è stato discusso nel tavolo tecnico zonale riguardante la città e 19 comuni della cintura. Durante la riunione in provincia la discussione è stata accesa con i rappresentanti di alcuni comuni della cintura che hanno espresso difficoltà nella realizzazione di tali blocchi. Un cittadino del centro di Ponte San Nicolò che ha una statale che lo attraversa. Allora il cittadino del centro a destra e a sinistra di Ponte San Nicolò gli facciamo il divieto, ok? Il cittadino che arriva da Chioggia e deve andare a Padova può passare per la statale. Ora capisce che per Ponte San Nicolò è veramente un grosso problema. Il tavolo tecnico ha disposto anche che vengano fatte 7 domeniche ecologiche, una al mese da ottobre ad aprile. Le date sono già state scelte: il 2 ottobre, il 6 novembre
il 4 dicembre, il 29 gennaio, il 26 febbraio, il 26 marzo e il 23 aprile. Ma appunto è come rendere omogenei i provvedimenti. La città di Padova ha un fitto calendario di iniziative e di eventi ogni prima domenica del mese in cui è previsto il blocco totale del traffico all'interno del centro storico, e quindi i cittadini potranno restare all'interno del centro storico della città e comunque trascorrere la domenica. Il problema è che i comuni della cintura non possono, cioè il concetto di centro storico nei comuni della cintura è diverso da quello del capoluogo, e per cui i provvedimenti di blocco totale del traffico causerebbero problemi notevoli di circolazione e quindi non è possibile prevedere dei blocchi totali. E sul piano antismog ci sono anche sindaci contrari che preferirebbero trovare o che venissero attuate altre soluzioni. Sui provvedimenti anti-smog che la provincia di Padova sta per varare, che vanno dalle domeniche ecologiche alla limitazione del riscaldamento e che dovrebbero scattare il 3 ottobre, tra i 19 sindaci della cintura urbana ci sono anche quelli contrari, in particolare Cadoneghe e Noventa Padovana, provvedimenti che vengono considerati inutili. Pensare che la provincia entri in casa della gente a dire che deve tenere il riscaldamento abbassato a 18 gradi, io trovo una cosa vergognosa, soprattutto un'ingerenza non consona. Altro esempio fatto dal sindaco di Noventa è quello relativo al pellet utilizzato per il riscaldamento da un numero sempre crescente di cittadini. Ora i prezzi sono triplicati e il mercato è in difficoltà. La norma prevede che si possa utilizzare solo pellet certificato. Vietare poi, io vado nello specifico, l'utilizzo del pellet o della legna è ancora più stupido, cioè è un provvedimento stupido, perché la gente sta comprando il pellet per risparmiare e sta utilizzando la legna per risparmiare. Secondo Bano, ma anche secondo Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe, l'attenzione della provincia dovrebbe rivolgersi verso altri settori per combattere smog e inquinamento. Penso che la provincia si deve occupare di cose più importanti. Istituti scolastici, strade, non certo andare a spiare sul buco della serratura per vedere cosa fanno i cittadini. E poi soprattutto non sono assolutamente controllabili, cioè tu fai un'ordinanza, fai un provvedimento e dopo chi è che va a controllare? Vengono i vigili, scusi, a che grado ha il termostato? È una follia. I provvedimenti che non avranno il suo voto. No, assolutamente. La critica di Bano alla provincia, anche se la richiesta di intervento, lo ricordiamo, proviene dall'Europa e dalla Regione, è rivolta anche ai messaggi che vengono inviati ai cittadini. Il problema lo risolve in maniera seria, non con gli spot, qua stiamo facendo spot. Nel prossimo servizio vedrete delle immagini spettacolari, una potente esplosione e un albergo di Montegrotto Terme che sparisce in pochi secondi. $20 kg di tritolo divisi in 350 microcariche, 15 giorni di preparazione e l'hotel Rio d'Oro a Montegrotto è venuto giù in meno di 3 secondi con un effetto tricolore a rendere il tutto più spettacolare. Sono i numeri dell'operazione che ha visto la demolizione della struttura alberghiera, chiusa ormai da 15 anni, che però ha rappresentato un pezzo di storia di Montegrotto. Ora al suo posto verrà costruita una casa di riposo, ma con meno cemento perché da 8 piani di altezza si passerà a soli 2. Si attendeva l'abbattimento di questo albergo che generava tante criticità e tanti disagi ai cittadini. Oggi è il giorno X dell'abbattimento, dopo il quale verrà fatta la casa di riposo. Quello che ha reso complicato l'operazione era la vicinanza della cerchia di case, che ovviamente abbiamo preso tutte le precauzioni del mondo. Un'esplosione che è stata la dimostrazione di come la tecnologia sia fondamentale e di come sia cresciuta molto negli anni. 40 le famiglie sfollate, ma anche 12 cosiddetti bombaroli, tecnici esperti che hanno posizionato le cariche di dinamite, con 7 sismografi che hanno rilevato le vibrazioni in tutta la zona interessata. Con le tradizionali gru sarebbero serviti 2 mesi e mezzo. Il rumore che ha fatto era che qui avevamo messo un dispositivo per bagnare le macerie in fase di caduta, e quello è abbastanza rumoroso perché lascia scoperti dei metri di miccia detonante, che è quella che fa rumore. Adesso andrà completata la demolizione, recuperati i materiali che si possono riciclare
e bonificata l'area dove era stato impiegato molto amianto. Un lavoro che costerà complessivamente 630.000 euro, ma che darà una boccata d'aria all'ambiente. Ora, in 15 mesi, sarà completata invece la prima casa di riposo dell'area termale. Un maxi piano di rilancio per i prossimi 5 anni che vede al centro la Fiera di Padova. 48 milioni di euro fino al 2027 è il piano degli investimenti previsto per il quartiere della Fiera di Padova da parte di Padova Hall, la società che gestisce gli immobili. Il piano disegna per i prossimi anni un quartiere sempre più aperto alla città, luogo di incontro e di scambio di idee, puntando sulla diversificazione dell'offerta. Sono progetti che guardano al futuro, guardano all'innovazione. Già la Fiera di Padova ha già cominciato un percorso importante con l'università, basti pensare al Padiglione 2 che è diventato un'area di ingegneria universitaria, poi basta pensare allo Smart Center, all'Hub dell'innovazione, al Competence Center, per cui diciamo che la via presa è quella. Gli investimenti prevedono 17.000 metri quadri di pannelli fotovoltaici, la prima e-sport arena d'Italia, uno spazio food, un hotel, 16 nuovi eventi fieristici e servizi innovativi per chi partecipa ai congressi. La parte superiore del padiglione 11, infatti, diventerà un albergo con 350 stanze per i congressisti. Da un punto di vista economico io ricordo sempre che il fatturato di una fiera sul territorio ricade almeno 15 volte tanto e sui congressi è anche superiore, perché ogni congressista consuma sul territorio non meno di 300-350 euro. A me ha emozionato, ha fatto sognare e sono convinto che sarà fatto, cambierà completamente il quartiere fieristico. Abbiamo una grossa fortuna che il quartiere fieristico è in centro a Padova, per cui passare davanti il tram vicino alla stazione è un'infrastruttura che avrà successo sicuramente. Quanto al fatturato, sono già chiare le cifre che dovrebbero entrare nelle casse della fiera nei prossimi 5 anni. In 5 anni l'attività fieristica già storica dovrebbe orientarsi verso i 18 milioni, l'insieme dei 5 anni. Le nuove attività fieristiche intorno ai 12 milioni, un 7 milioni e mezzo l'attività congressuale e poi c'è tutto un insieme di altre attività che vanno a completare il fatturato fieristico. Verranno proposti marchi collegati al termalismo, alla meccanica, alla cultura giovanile e ad altre filiere collegate alle eccellenze italiane. Torniamo a parlare per un attimo di degrado, di incuria e anche di sicurezza in città. Guardate cosa hanno inventato alcune nonne del comitato contro il degrado del viale San Marco. Siamo a Mestre. Ebbene, hanno letteralmente escogitato un kit per difendersi dall'incuria e dallo squallore di panchine marce e di erba alta. Pinza, spray anti-zanzare, anti-moschito e zampironi. E zampironi. Poi il kit per venire al parco. Prego? È il kit per venire al parco? Sì, proprio ci siamo organizzate, altrimenti non potremo sederci. Eccole riunite sotto le frasche del mini giardinetto degradato e abbandonato da Comune Veritas. Sono le nonne del comitato contro il degrado del viale San Marco a Mestre. Nonostante l'incuria, la negligenza, lo squallore e il pericolo, continuano caparbiamente a ritrovarsi in questa piccolissima lingua di verde per restare vicine ai loro amatissimi nipotini che studiano e giocano qui accanto a loro alla primaria Giacomo Leopardi. Disinfettante gel per neutralizzare lo sporco, insetticida contro zanzare e mosche che tra parentesi qui regnano sovrane anche durante le interviste, pinza per tagliare i rami penzolanti e pericolosi di cui nessuno si occupa e di essere per questo anche a rischio sanzione. Per stare qui ci vogliono 1000 occhi, dicono. Qua è un angolo di paradiso vicino alle case, non c'è tanta strada da fare e dobbiamo stare attenti perché le zanzare e le mosche, lui fermo lì, è cieco,
aiutarlo completamente ed è una vergogna. Una vergogna non soltanto per le panchine marce con legno rotto e invase da muschio, ma anche per l'erba alta, con zone di pericolo non transennate eppure meta di padroni negligenti e incuranti di ciò che fanno i loro cani qui in mezzo alle persone. Per praticità entrano, fanno fare i bisogni, magari poi vanno via. Ecco, un bel cartello che sia vietato entrare coi cani liberi a guinzaglio. Le nonne antidegrado del Viale San Marco chiedono soltanto una cosa: di potersi ritrovare all'insegna della sicurezza. Perché è dura per i vecchi la gente non si ricorda. La quarta domenica di ottobre rappresenta per Noventa Padovana l'appuntamento con la Fiera del Folpo. Quest'anno però, con un'operazione di rilancio, sentite la voce di chi vive il malcontento, cioè di chi gestisce le giostre. Scopriamo perché. Da Sagra del Folpo a Fiera del Folpo, un cambio di nome per il più conosciuto appuntamento di Noventa Padovana che si ripete da decenni, un cambio di nome che indica la volontà dell'amministrazione di valorizzare l'appuntamento, farlo conoscere di più fuori dai confini comunali e rilanciare così anche l'economia locale. Il sindaco si aspetta un'edizione record e ha dato incarico a una società specializzata di riprogettare tutta l'organizzazione, riorganizzare stand e giostre, andando anche a prendere i padovani che non vogliono usare l'auto con le barche direttamente nel capoluogo. I titolari delle attrazioni però sono scontenti perché saranno trasferiti dalla piazza a una zona decentrata. Alcuni non erano molto contenti degli spostamenti, lo capiamo, però deve sempre prevalere l'interesse generale della fiera, cioè la fiera deve essere assolutamente rilanciata, deve essere assolutamente fatta conoscere a livello regionale, il motivo per il quale noi abbiamo investito molto. Gli attrazionisti temono che lo spostamento causi dei gravi danni economici alle loro attività. Martedì scorso ci hanno informato che praticamente con le nostre attrazioni ci hanno fatto dei spostamenti. Siamo 7 ditte che ci troviamo in una situazione molto grave. Noi chiediamo di poter risolvere questo problema perché abbiamo diversi grossi interessi in base alle nostre spese. L'incontro tra sindaco e attrazionisti è durato un paio d'ore, ora si vedrà se sarà possibile raggiungere un compromesso. La fiera senza di noi non esisterebbe. Le giostre sono una parte fondamentale della fiera e vanno sistemate in un posto adeguato. Parliamo di arte e di cultura, ci spostiamo a San Zenone degli Ezzelini. Fino al 30 ottobre sarà aperta l'esposizione d'arte a Villa Rubelli, scopriamola insieme nel prossimo servizio. Gioielli, sculture e poi dipinti con tante tecniche diverse, dall'incisione all'acquerello e all'acrilico. È la rassegna Arte in Villa, emozioni e colori del territorio, con artisti tra Montegrappa, Brenta e Piave. Una rassegna giunta alla quinta edizione, ospitata come sempre a Villa Rubelli di San Zenone degli Ezzelini, aperta tutti i fine settimana fino al 30 ottobre. E oltre all'edificio principale, la Barchessa ospita i lavori degli alunni della scuola primaria e quelli degli artisti dei comuni gemellati. Una quinta edizione è arrivata con un anno di ritardo causa pandemia, ma con tanto entusiasmo e un messaggio di pace. Oltre agli 11 comuni che hanno aderito a questa iniziativa, i comuni della Pedemontana, quest'anno è stata introdotta una novità. Abbiamo aperto gli orizzonti ai comuni gemellati di Maiano e di Marzling per rinsaldare il legame di gemellaggio che è tuttora in essere, e abbiamo anche esteso la personale a un pittore ucraino. Novità anche per i piccoli artisti, con l'invito degli organizzatori e i dirigenti scolastici di indire un concorso per le scuole primarie alla scoperta della Pedemontana, vista con gli occhi dei bambini, che hanno così riscoperto tanti gioielli del territorio. Le opere sono di tantissimo livello, sono di vario stile, in tutte le tipologie si può dire, e noi abbiamo provato in qualche modo, sono tantissime, di fare l'allestimento in modo da risalto il più possibile a ogni opera.
In questi 5 anni il titolo dell'esposizione è sempre stato lo stesso, con l'aggiunta però di particolari sempre nuovi. Prima l'acqua, poi l'albero, quest'anno la pedemontana, con un messaggio sempre valido: l'unione, la fratellanza, il rispetto e l'amore per la nostra terra. E con l'arte si chiude questa edizione di Focus TG. Io vi ringrazio per aver scelto Rete Veneta, per aver scelto il nostro telegiornale, e vi do appuntamento questa sera con TG Bassano e con TG Vicenza per tutti gli altri approfondimenti, per tutte le notizie di giornata. Buon pomeriggio a tutti, appuntamento alle 12 domani puntuali con un'altra edizione di Focus TG.